Buonasera, bentrovati alla 14ª puntata di Volley Time che cade proprio oggi, che è mercoledì 14 marzo. E allora cominciamo col dare la bella notizia per chi non avesse seguito la squadra, che anche domenica scorsa la Benj ha vinto a Scorzè e lo ha fatto con un punteggio di 3-1. Purtroppo però la squadra non ha festeggiato perché in campo c'è stato un incidente, il vice capitano Barbara Becconi ha subito un grave infortunio. Allora Andrea, raccontiamo un po' questo, ovviamente anche però partendo dalla vittoria della partita. Buonasera a tutti, sicuramente è stata una domenica importante perché, come dicevo la settimana scorsa, ho detto che questa sarà una domenica dove ci sarà veramente uno scossone alla classifica. E il Belluno e il Villorba hanno perso, ne abbiamo vinto, quindi abbiamo allungato in classifica. È stata, diciamo, una domenica un po' amara poi perché purtroppo abbiamo perso una giocatrice importante come Barbara Becconi, che ha subito una rottura totale del tendine d'Achille e verrà operata già domani mattina. È stata per noi un duro colpo perché sai, arrivare alla fine del campionato e in questo momento delicato della stagione perdere una giocatrice così importante è dura, però come ho detto abbiamo una rosa che ha una rosa di qualità, sicuramente chi andrà a sostituirla farà del meglio e quindi diciamo dobbiamo guardare avanti perché sicuramente anche per Barbara è importante che noi continuiamo ad andare avanti e vincere anche per lei. Certo, di sicuro la notizia dell'infortunio ha un po' oscurato l'11ª giornata di campionato, però appunto la Benj continua a essere prima in classifica, dopo daremo anche uno sguardo ovviamente alla classifica con il distacco dalle squadre che la seguono. Come sta Barbara adesso? Ma, diciamo purtroppo non sta bene dal punto di vista soprattutto mentale perché ci teneva tantissimo perché è una giocatrice che ha diciamo, avuto un passato importante perché ha giocato a categorie importanti e sa quanto bello arrivare all'ultimo periodo e avere la possibilità di poter vincere e essere in corsa sia per il campionato che per la Final Four. Quindi è arrivato veramente questa botta e ieri è passato in palestra a salutare tutte le ragazze, quindi c'è stato un momento un po' particolare e oggi l'ho sentita e è andata a fare tutte le sue visite, domani mattina alle 8:30 verrà operata e naturalmente gli facciamo in bocca al lupo da parte di tutti, dalla parte della società, giocatrici, tutti i tifosi. Ovviamente perché anche Veneto oggi si associa all'in bocca al lupo e la salutiamo anche Barbara se ci sta guardando adesso. Quindi deve, come diciamo, tenere duro, è un'altra partita che andrà a affrontare, gli ho detto, l'obiettivo è quello di rientrare per il prossimo anno, quindi deve pensare che tutto quel lavoro che deve fare è per rientrare, poi indipendentemente se vorrà giocare o meno, però penso che ce la farà assolutamente e tornerà come adesso se non più forte. Ecco, hanno già parlato i medici di una tempistica sul recupero? Ma è un infortunio diciamo che deve star fuori circa dei 5-6 mesi, però c'è una nuova tecnica che verrà operata, quindi anche per questo ha scelto di essere operata in questo modo e dicono che ci sarà probabilmente verso sui 4 mesi e mezzo. Naturalmente ha la fortuna tra virgolette di avere tutta l'estate per poter recuperare, quindi con calma, però sono convinto che verso il 16 di agosto, quando inizieremo, Barbara sarà con noi. E allora forza Barbara, è ovviamente pronta subito a tornare in squadra, se non per giocare comunque per dare comunque la tua professionalità alle ragazze, incoraggiarle per finire il campionato e ovviamente in vista delle partite di Final Four. Ricordiamo Barbara è vice capitano, quindi perdere una figura così importante a metà campionato, anzi un campionato che si sta avviando alla conclusione e in vista delle Final Four che tanto Rovigo ha sperato di avere e che appunto avrà, insomma è davvero un peccato. Nicola, ovviamente di Barbara anche tu penso sarai abbastanza amareggiato di averla persa in squadra, però che partita è stata quella di domenica? È stata una partita che abbiamo affrontato bene nonostante l'infortunio perché abbiamo avuto quei 5 minuti di panico perché comunque a livello proprio emotivo, tra l'altro a me, come dicevo prima, è il primo infortunio grave che mi capita da gestire da allenatore
e quindi rimani un po' così spaesato. Poi ci siamo messi a giocare, l'abbiamo fatto bene per 2 set, un po' meno bene nel terzo. Ecco, infatti avete perso un set. Sì. Cosa è successo? Beh, è successo che gli altri hanno giocato un po' meglio, noi forse ci siamo un po' rilassati e poi abbiamo aggiustato un attimo il tiro e abbiamo vinto abbastanza agevolmente il quarto. Però era un campo difficile, come abbiamo detto la settimana scorsa, un campo dove avevamo vinto solo un'altra squadra prima di noi, quindi era una partita delicata, in più l'infortunio a livello proprio psicologico secondo me un po' poteva condizionarci parecchio. Ed è successo sicuramente Relativamente direi, proprio per pochi punti, perché poi le ragazze hanno reagito bene, hanno giocato la loro partita senza pensarci troppo. Certo. Poi dopo ovviamente dispiace perché comunque andiamo in un momento importante della stagione e sarebbe meglio avere tutti gli effettivi al 100% e quindi dispiace per questo, dispiace perché sarà lungo il recupero e sono infortuni che non si augurano a nessuno, certo. E quindi dispiace per questo. Però ho visto una bella reazione e, come diceva Andrea, il gruppo è in grado di giocare bene lo stesso, di sopperire a questa mancanza e daremo qualcosa in più per coprire l'assenza del vice capitano. E allora stasera è ospite per la prima volta qui con noi in rappresentanza della squadra Federica Gambalonga, giocatrice con la maglia numero 13 nel ruolo di centrale. Benvenuta Federica, buonasera. Parliamo innanzitutto un po' di te. Tu sei al tuo secondo anno nella Benj, vieni però da un passato sportivo diverso che quindi non riguarda esattamente la pallavolo, comunque adesso giochi a pallavolo e ci giochi a livelli notevoli. Come è stato entrare nella Benj? Come ti trovi a Rovigo? Io prima giocavo nella squadra del mio paese, ho giocato nella squadra del mio paese per tantissimi anni, dopodiché mi è arrivata l'opportunità di venire appunto a giocare qui a Rovigo e quindi l'ho colta al volo giusto per un attimo all'inizio per curiosità, no? Per vedere il mondo al di fuori di 90 Vicentina. Certo. Mi sto trovando molto bene, mi sono trovata molto bene. L'anno scorso la società ci sta dando tutto, ci sta seguendo in tutto per tutto e ci sta, come anche l'anno scorso, mettendo nelle condizioni di dare sempre il meglio. E quindi c'è sempre vicina, mi trovo molto bene. Ecco, mi dispiace farti la domanda che sto per farti, ma ovviamente te l'aspettavi. Sei stata tu a soccorrere Barbara durante la partita di domenica. Sì. Come avete vissuto voi ragazze questo momento? Ovviamente che non sarà stato semplice. No, lì per lì ovviamente appena è successo questo incidente, subito c'era una grandissima preoccupazione. Subito tutte abbiamo capito che comunque non era una semplice distorsione ed era comunque un infortunio abbastanza grave e niente, l'abbiamo presa lì per lì male, dispiaciute perché comunque sappiamo quanto Barbara ci tiene comunque a giocare, ad essere sempre presente, è una personalità di spicco forte. E purtroppo sono cose che possono succedere nel campo e bisogna prenderla al meglio, diciamo. Ecco, siete comunque riuscite a trovare la concentrazione per ultimare la partita? Sì, da subito comunque ci è arrivata subito una forte grinta, una voglia comunque di continuare a giocare bene e vincere anche e soprattutto per lei che non era più in campo. Certo. Ecco. Allora adesso per farti anche distrarre un attimo da questi pensieri che non sono molto felici, lo capisco, chiedo alla regia di mandare in onda la classifica e chiedo a te un commento. Ovviamente primi in classifica, avete vinto e nel frattempo Belluno e Villorba che vi seguono hanno perso, quindi forse anche forti di questo adesso insomma la Benj è a 49 punti, a te. Diciamo che più 9 è buono come, fa piacere. Come punteggio. No, siamo tranquille, anche se le prossime partite saranno appunto contro le nostre dirette avversarie. Noi andiamo avanti per la nostra strada senza
porsi il problema di chi incontriamo, Sì. di chi incontreremo e cose del genere. Questo di sicuro è un atteggiamento positivo siamo da parte tua. convinte di ciò che possiamo fare e continuiamo appunto per la nostra strada. Allora Nicola, la prossima partita di domenica è con il Villorba, che appunto ha perso domenica ma che sarà il vostro avversario, con cui avete vinto per 3-1 nel girone di andata. Allora, che motivazioni ha la squadra per vincere ancora? La squadra, come diceva Federica, è convinta, Sì. e vogliamo, credo tutti, andare avanti per la strada che ormai sono più di 2 mesi che stiamo seguendo. Vogliamo giocarcela e portare via, come al solito, i 3 punti. Di sicuro magari adesso c'è qualche pressione in più all'interno della squadra? Ma io vedo molta, invece nonostante la pressione c'è sempre stata, perché sappiamo quali sono gli obiettivi con cui siamo partiti. Adesso la pressione secondo me è minore perché abbiamo raggiunto un buon livello di serenità anche in campo, in allenamento. Abbiamo imparato a convivere con la nostra posizione in classifica, ce la giochiamo a viso aperto anche nei momenti difficili, comunque siamo stati bravi fino adesso a non perdere la testa, quindi sono convinto che la pressione sia solo una cosa positiva in questo momento. Bene, allora Andrea, ovviamente Barbara non giocherà domenica, allora cosa servirà per battere il Villorba? Credo che indipendentemente dalla Barbara, come dicevo prima, la nostra rosa sia una rosa assolutamente di qualità e invidiabile da tutte le altre squadre. E per battere il Villorba bisogna scendere in campo con l'attitudine, con la determinazione che stiamo scendendo in campo, non pensare assolutamente alla classifica, ma l'obiettivo è quello di andare in campo, giocare come sanno giocare, e sono convinto che possiamo continuare la nostra striscia positiva, perché l'obiettivo è quello di non pensare a quello che succederà tra un mese, ma pensare ad oggi, e più punti riusciamo a portare adesso sarà molto importante, perché poi alla fine le partite saranno sempre meno, quindi con un'altra vittoria domenica dopo avremo solo 6 partite, il vantaggio aumenterà, quindi io sono molto fiducioso perché le vedo serene, tranquille, ma soprattutto le vedo consapevoli delle loro forze, e questa è la cosa più importante. Rispettano sicuramente gli avversari, perché anche in palestra sanno che andremo a affrontare un avversario che ha delle qualità, perché è secondo, e quindi automaticamente la voglia è quella di vincere, perché vincendo aumentiamo ancora il distacco. Certo. Federica, una particolarità del Villorba, avendolo già incontrato in girone di andata ovviamente. Sì, avendolo incontrato e conoscendo anche il loro allenatore, perché è stato il mio allenatore, diciamo che è una squadra che sbaglia molto poco, fanno pochissimi errori in attacco, in battuta, sono abbastanza brave in difesa da quel che ricordo almeno nell'andata, è un organico abbastanza completo per quanto mi riguarda. Poi comunque appunto conoscendo il loro allenatore so che ha una precisione maniacale nel preparare le partite, quindi conosce bene me in questo caso. E conosce forse ormai anche la bench, sì, quindi insomma avrà gasato a dovere le avrà giocatrici. molta voglia, mi sa, di venire appunto domenica da noi e vincere. Come tutti. Ovviamente, e comunque in bocca al lupo. Grazie, Nicola, sappiamo che tu, non ci siamo accorti di niente, sappiamo che ovviamente tu ti concentri su una partita per volta, e questo ovviamente è positivo, però sono tante le partite che si susseguiranno, Villorba-Belluno e poi in trasferta col Martignacco, poi la Final Four, quindi pensi che affrontare insomma squadre di alta classifica nei turni e quindi poi anche la Coppa Italia vi aiuti a preparare meglio in vista della Coppa Italia? Io penso che sia necessario affrontare una partita alla volta. Penso che ogni vittoria, ogni partita che comunque porti a casa ti dia una consapevolezza, una forza maggiore. Noi siamo arrivati qua, forse adesso, come dicevo prima, tendiamo a non perdere la testa nei momenti importanti, forse proprio perché le 15 vittorie consecutive ci stanno dando sempre più forza. Sono partite che sono tutte importanti adesso, anche quelle con le squadre di bassa classifica, quando arriveranno. Ecco, però magari avresti preferito arrivare alle finali di Coppa Italia con alle spalle partite meno impegnative di queste che arriveranno? No, non credo che avrebbe cambiato la situazione.
Bene. E a proposito di Final Four che si terrà a Rovigo, lo ricordiamo, i prossimi 6 e 7 aprile, la macchina organizzativa sta lavorando a pieno regime, vero Andrea? Sì, no, c'è un grandissimo lavoro perché, come ho detto l'altra volta, sicuramente vogliamo organizzarla nel miglior modo possibile perché vogliamo creare veramente un evento e ci sono tante cose da fare, però abbiamo cercato noi tutti i modi di portarla qua, quindi il lavoro sapevamo e quindi andiamo avanti perché mancano ormai 3 settimane, quindi speriamo insomma, che arrivi il prima possibile. Ecco, è stato deciso anche un logo, in questo momento noi in regia forse non ce l'abbiamo, ma possiamo cercare di insomma, renderlo visibile nei prossimi appuntamenti, però vogliamo un attimo descriverlo? Sì, beh, il logo è il logo Lettori della città di Rovigo, rappresenta proprio Rovigo in tutto e per tutto, con le 2 torri e con una rete in mezzo che dà il senso, diciamo, della rete proprio pallavolo, della partita, perché insomma è giusto che sia così, perché non è la Benj, come ho detto l'altra volta, ma è Rovigo e provincia che vogliono emergere in questo caso qua. Bene, e allora in bocca al lupo anche in occasione delle Final Four, ma avremo modo di riparlarne ancora. Una domanda che invece arriva da un telespettatore da casa per te Andrea, io vi ricordo intanto prima di fare la domanda ad Andrea, vi ricordo l'indirizzo al quale potete scriverci che è venetooggi@telestense.it. Allora ti chiedono, coinvolgerete anche altre squadre e società sportive nella realizzazione delle Final Four? Assolutamente sì, perché l'obiettivo è quello di coinvolgere tutti e tutte società perché, ripeto, questo deve essere l'evento di tutte le società sportive della provincia di Rovigo. E naturalmente abbiamo già dei contatti, abbiamo già con delle società, siamo già a contatti avanzati, abbiamo già delle disponibilità, che è la cosa più importante, ecco il logo. Ah, eccolo qui, grazie alla regia, grazie Francesco. Perché vogliamo naturalmente dare la possibilità soprattutto alle ragazzine e ai ragazzini di poter venire al palazzetto a vedere la partita e naturalmente anche i dirigenti che ci diano una mano perché serve veramente tanto. E allora aspetta Andrea, visto che adesso lo vediamo, lo descriviamo ancora una volta velocemente, abbiamo le 2 torri che ovviamente simboleggiano la città di Rovigo, certo. La rete di pallavolo al centro, forse non è un caso e ovviamente non lo è che sia colorata di bianco, rosso e verde, e ovviamente il logo della Benj per le volley Final Four, esatto, con il 4. E allora di Final Four, Nicola, parliamo un attimo perché sono stati effettuati i sorteggi per stabilire le semifinali e la Benj giocherà venerdì sera alle 21 con la Bentley di Pinerolo. L'altra semifinale è in programma per le 18, sempre venerdì, è tra Lodi e Messina. Quindi sei soddisfatto di questo sorteggio? Sono soddisfatto, cioè andava bene qualsiasi squadra. No, non le conosciamo, non sappiamo, le conosciamo perché le stiamo guardando, ma non abbiamo possibilità di fare un raffronto perché non abbiamo giocato con le stesse squadre, quindi non sappiamo il loro reale valore. E poi, come ho detto settimana scorsa, se vogliamo vincere la Final Four dobbiamo battere tutte quelle che ci si presentano davanti, quindi Lodi o Pinerolo cambia poco. Quindi non ti chiedo che squadra sia il Pinerolo perché appunto non hai pochi elementi. Stiamo guardando, stiamo evidenziando i punti di forza e i punti deboli, però non li svegliamo. Sì. No, ovviamente, altrimenti il gioco è fatto. È troppo presto. Sempre da un telespettatore ho una domanda anche per Federica e chiedono quali sono per voi giocatrici i pro e i contro di giocare la fase finale di Coppa Italia in casa, ovviamente, se ce ne sono. Decisamente i contro non ce ne sono, ecco. Anzi sono solo pro. Ovviamente giocare in casa ci aiuta comunque ad avere il nostro clima, essere proprio in famiglia, insomma, diciamo, con i nostri tifosi che fortunatamente più dell'anno scorso ci stanno seguendo tantissimo quest'anno e per noi è importante appunto la presenza del pubblico non solo di Rovigo, qualsiasi persona che venga a tifare per noi e a sostenerci in tutto e per tutto. Bene, quindi ancora una volta solo aspetti positivi, aspetti positivi e ancora una volta è il pubblico che gioca un ruolo fondamentale. Il pubblico è un altro giocatore. Alla squadra è un altro giocatore, è proprio vero. E sempre da un telespettatore, Nicola, questa volta per te, e ci chiede, vista la serie impressionante di vittorie messe a segno,
segno, ricordiamo 15 consecutive tra campionato e Coppa. Qual è il punto di forza della tua squadra? Non dire me stesso, perché no, sto scherzando, no. Anzi credo che davvero il lavoro che tu hai fatto finora sia stato ma io credo pregevole. che poi in campo ci vadano le ragazze, quindi le principali artefici di questo risultato sia loro. Penso che, come dice tante volte Andrea, il lavoro fatto sia fuori che dentro il campo dia i suoi frutti. Noi siamo partiti con un organico che sapevamo avrebbe potuto arrivare a questi risultati. Ognuno ci ha messo il suo secondo quello che doveva fare e i risultati li stiamo raccogliendo. Molto bene. E ancora da un telespettatore, questa sera davvero ne ho raccolte tante, perché Federica poi alcune erano rivolte proprio a te, quindi insomma ho approfittato. Dicono che appunto sei tra le giocatrici che ha giocato di più in questa stagione e ti chiedono però un po', diciamo, criticamente se la stanchezza comincia a farsi sentire o se siete in piena forma. Sicuramente un po' di stanchezza c'è, è normale, non manca tantissimo alla fine del campionato, però sinceramente quando si entra in campo la stanchezza non è che non l'ascolti neanche, i piccoli dolori, cose del genere, sì. No. È tanta la voglia di vincere, tanta la voglia di arrivare al 5 maggio e festeggiare. Vedo altri gesti scaramantici, ma per fortuna la regia sta mandando in onda altre immagini. No, non vogliamo dire nulla. No, niente, quindi vabbè, piccole stanchezze ci stanno, però no, c'è tanta Siete voglia. Forti, c'è tanta voglia di vincere e di far bene, molto bene. Andrea, anche nei confronti del pubblico, che come Federica ricordava è proprio un altro uomo in campo, proprio nei confronti del pubblico si sta riversando un lavoro di accoglienza, cioè di farlo davvero sentire sempre più a casa all'interno del palazzetto. Sicuramente noi stiamo cercando anche di coinvolgere, quindi di pubblicizzare nel miglior modo possibile l'evento, di far sì che tante ragazzine possano entrare nel palazzetto e quindi automaticamente anche i genitori. E noi faremo il possibile perché questo avvenga. È normale che in questo momento abbiamo la fortuna, secondo me, di avere un pubblico importante, perché a dispetto di altri palazzetti siamo penso unici in questo momento a livello di B2 e forse anche qualche altro di B1. Vogliamo continuare a portare avanti questo perché più gente viene al palazzetto e più sicuramente le ragazze sentono il calore, l'affetto e anche la tranquillità in certi momenti quando sentono forza ragazze, questo aiuta a caricarle. Certo. E diciamo i capi ultras sono i coniugi Gambalong e Mattias, che sono sempre presenti, trasferte in casa, e siamo veramente una passione che trascina anche altre persone, perché sai, dall'anno scorso noi primi, che magari le prime partite eravamo in 20 persone e loro hanno continuato, quindi insomma a parte gli scherzi, quindi cerchiamo che soprattutto genitori, ragazzi di coinvolgere altre persone, perché tutte quelle che vengono al palazzetto si stanno divertendo. E domenica scorsa c'erano 4 amici miei che sono partiti da Parma, sono andati a vedere Rugby Rovigo e sono venuti direttamente a Scorzè. Questo fa piacere perché insomma iniziano a seguire la squadra anche in trasferta. E allora chiudiamo con un appello proprio al pubblico di continuare a seguire la squadra, soprattutto in vista degli importantissimi appuntamenti della Final Four, quindi delle finali di Coppa Italia. Un saluto grandissimo da parte della redazione va ancora una volta a Barbara Beconi e ovviamente io vi ricordo come sempre che tutte le notizie della Benge le potete trovare sul sito bengerovigo.it, ovviamente su un sito costantemente aggiornato, dove potrete ritrovare anche le trasmissioni, quindi Volley Time in replica, e quindi rivedere interviste e ovviamente anche le discussioni che abbiamo avuto in studio con gli ospiti qui da noi. L'appuntamento in campo invece con la Benge è previsto per domenica prossima, 18 marzo, alle ore 18, in casa, quindi all'interno del Palazzetto dello Sport di Rovigo, dove la Benge sarà impegnata contro il Villorba. Allora io questa sera mi fermo qui, saluto e ringrazio i miei ospiti e l'appuntamento come sempre per il prossimo mercoledì alle 21 su Veneto Oggi. Arrivederci.